Qui siamo proprio sull'erbetta, diciamo di quel poco d'erbetta che c'è allo stadio Esseneto. Domani alle 16 ci sarà la partita decisiva per la promozione in Serie D. Dopo tanti anni l'Acragas è tornato a ruggire. Domani alle 16 contro la Cavese si riparte dal 2-2 del match d'andata, un risultato che comunque favorisce la formazione biancazzurra, a cui basterebbe anche il pareggio per 0-0 e 1-1. Siamo qui con l'allenatore in seconda Ciccio Nobile, che praticamente non sta più nella pelle, ormai non vedi l'ora che arrivi domani. Sì, non vedo l'ora che arriva domani, perché per noi è una partita troppo importante, perché vincendo questo campionato si apriranno altri orizzonti. E tra l'altro abbiamo visto la partita dell'andata, l'Acragas è riuscita in un campo difficilissimo a ribattere colpo su colpo e a fare anche 2 gol in trasferta, che in un'ottica di regolamento europeo è ottimo. Sì, questo sì, però non dobbiamo cullarci sui 2 gol, perché si parte dallo 0-0 e prendere un gol e poi magari non farlo sarebbe come è successo l'anno scorso a Due Torri. Noi non siamo una squadra che aspettiamo oppure ci accontentiamo dello 0-0, perché anche Montalbano ha dimostrato di andare a cava dei Tirreni per andare a vincere, e sul 2-2 ancora andava a prendere il pallone lui quando andava fuori e gridava ai ragazzi: dai, facciamo il terzo gol. Questa è una cosa positiva, perché noi domani dobbiamo vincere, ecco, subito dobbiamo fare la stessa partita che abbiamo fatto a Cava dei Tirreni per fare gol e poi chiudere la partita. Bene, questo è il sentimento dello spogliatoio biancoazzurro. L'Acragas farà l'ultimo allenamento, poi naturalmente tutti assieme per preparare questa vigilia e per preparare una sfida che vale un'intera stagione. Ma vediamo cosa pensano anche alcuni tifosi biancazzurri che abbiamo oggi incontrato proprio negli spazi decenti dello stadio Esseneto. Cosa prevede per domani? Io ho visto e considerato come la partita all'esterno che abbiamo fatto 2-2, per loro è difficilissimo. Io penso che al 90% dobbiamo passare. Uno fisso dovrebbe essere, male che vada un pareggio ci dobbiamo classificare noi. Per me va bene l'1. Speriamo di fare una bella gara, perché è una squadra molto tosta la Cavesi. Meglio di come l'ho vista in televisione, non si può prevedere. Diciamo. Okay. Ottimo risultato, speriamo, forza ragazzi. 2-0 per l'Acragas. Lo hai sognato? Sì, certo, io sogno sempre l'Acragas, ovunque io andrò. Ci puoi dire anche chi segnerà secondo te? Doppietta di Marasco.